Peter Asmussen. Bruciati dal ghiaccio. Isbrandt. Com'è il mondo senza le gambe? Raccontami, com'è il mondo senza le gambe? Senza poter camminare. So che tu non puoi camminare. Dimmi, come ci si sente senza gambe? Cosa sembra il mondo? E quando vedi una donna, a cosa pensi? Pensi prima a quanto sia bella, a come sarà a letto, oppure sai da subito che potrai pensare solo alla tua sfera sentimentale? Sono queste le cose che vorrei sapere del mondo in cui tu vivi ora. Dimmelo. Dimmi. Hai scritto una lettera a una donna. Lei non conosce il tuo difetto. Supponiamo sia così. L'unica cosa che di te conosce sono le tue belle parole inafferrabili, la poesia del tuo cuore e la tua elegante calligrafia. Ti presenti in anticipo su di lei e quando lei ti raggiunge con un leggero ritardo, tu sei già seduto al tavolo. Accenni un tentativo educato di alzarti, ma un cameriere già le ha offerto la sedia, così tu puoi restare seduto. Fin qui sei padrone della situazione. Fin qui tutto è sotto il tuo controllo. E durante la cena fila via tutto liscio. Se devi pisciare la trattieni. Ti prudono le dita dei piedi? Sì? Ti prudono le dita dei piedi? O la tibia? La mia prude spesso causa le vene varicose e odio grattarmi quando prudono le mie ossa sensibili e dolorose. Ma almeno io le ossa le ho. È piuttosto facile per me sentire sensazioni piacevoli. Le senti ancora formicolare le tue gambe? Iniziano ad addormentarsi nei momenti meno opportuni e non serve a niente muoverle, perché non ci sono. Le dita dei piedi prudono, le gambe sono addormentate, ma non ci sono. Lo dicono in giro, è vero? Che si continua a sentire negli arti che non ci sono più. Una forma di volontà di vivere, una piccola consolazione per averli ormai persi. Ad un certo punto, però, dovete affrontare la cosa e tu non puoi più dartela a gambe, oppure sì. E come faresti tu a dartela a gambe? Devi essere uomo. Devi alzarti e stare ritto di fronte a lei e farle vedere chi è che porta i pantaloni. Questo è il mondo di cui voglio che mi racconti. Com'è questo mondo? Come riesci a farlo alla luce del giorno? Tiri di lato una coperta e la guardi con imploranti occhi da cagnolino, sperando che per lei i difetti siano solo pregi? Che pensi unicamente a questo? Che a mancare siano solo le gambe? È per questo che ti sei fatto così taciturno. La tua voce è cambiata, si è fatta acuta e limpida. Ma supponiamo pure che lì sopra tu sia rimasto intatto. Lei ti sfiora con le sue belle mani delicate e considera il difetto un segno di sensibilità o di voglia di vivere o, che ne so, un segno del tuo amore per lei magari. Poi ti mette a letto, ti appoggia allo schienale dopo aver spento la luce e lascia cadere gli ultimi indumenti con gesti sinuosi, scivola al tuo fianco, ti si sdraia accanto. Ora, la mia domanda è questa. Cosa diavolo fate? O meglio, perché tu non la prenda sul piano personale, come si fa senza gambe? Stai tu sdraiato e ti tiene stretto allo schienale del letto per non finire di sotto mentre lei si muove, oppure è lei a stare sdraiata e ti tiene stretto fra le sue gambe mentre tu ti muovi su e giù sulle braccia? Come si fa in un mondo senza gambe?